dottoressa, oggi la seconda giornata dedicata ai 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri. Ecco, si parla delle tradizioni con due validi esponenti, relatori. Sì, siamo passati dalle traduzioni alle tradizioni e questo passaggio è un passaggio obbligato perché nel vissuto, nell'immaginario, nel narrato, nel teatralizzato di Camilleri ovviamente le tradizioni hanno un ruolo forte, a partire dai racconti della nonna Elvira o dello zio che erano molto legati al territorio, erano molto legati alle trovature ma anche alle devozioni. Noi chiuderemo giorno 6 durante la giornata di San Calogero, quello è un momento etnoantropologicamente fondamentale, direi fondativo, visto che tra l'altro Camilleri di secondo nome si chiama anche Calogero, e quindi si capisce bene come questo impasto di cultura alta e cultura bassa sia alla base anche del successo, della felicità della scrittura di Andrea Camilleri, che in qualche modo prende dal territorio per restituire oggi nuovamente al territorio. Quindi noi siamo ancora nuovamente contenti di essere qui in questo spazio che la Fondazione Ferrovie ci ha messo a disposizione e anche se non ci sono qui presenti le figlie di Andrea Camilleri, sono anche loro molto, diciamo, orgogliose che in qualche modo ci sia una restituzione a Porto Empedocle della vicenda della scrittura artistica del padre. Oggi si parla di Camilleri e la tradizione. È un tema estremamente interessante perché Camilleri in realtà non segue la tradizione ma la innova, quindi è un rapporto dialettico, tradizione anche come traduzione potremmo dire, come riscrittura. Oggi è il secondo appuntamento di una serie di eventi che ricordano Camilleri e i suoi 100 anni dalla nascita. È un'iniziativa importantissima ed è importante che soprattutto Porto Empedocle la celebri con un'iniziativa che di fatto diciamo, sottolinea aspetti anche meno noti della personalità dello scrittore, quindi nell'ambito della sua pubblicistica così ampia daremo spazio anche ad elementi spero inediti. Ecco, quanto ha inciso Camilleri nella letteratura italiana? Camilleri è uno di quegli scrittori che entrerà certamente nel canone, pur essendo uno scrittore anticanonico, e di fatto questo impasto di italiano e dialetto, questa contaminazione fra tradizione scritta e tradizione orale, rappresentano un elemento di originalità che sicuramente lo colloca fra i grandi scrittori del Novecento. Anche il suo grande successo televisivo ha fatto ciò. Certamente ha influito soprattutto sul grande pubblico, però è ciò che conta che poi a partire dallo stimolo anche mediatico, anche chi ha seguito appunto lo sceneggiato possa poi accostarsi ai suoi libri e alla sua multiforme produzione. Oggi seconda giornata dedicata ai 100 anni di Camilleri. Sì, oggi è una giornata, mi permetterete di dire, particolare perché è incentrata su Camilleri e le tradizioni popolari. Io sono qui, infatti oggi terrò una relazione in questo talk su questo tema specifico perché Camilleri e nella scrittura di Camilleri, direi anche nella vita di Camilleri, le tradizioni popolari sono un elemento fondante della sua poetica. Quindi a partire sia dai racconti ma anche dai romanzi più noti, nonché sia quelli storici, nonché nei romanzi di Montalbano, come ben sapete, dove tutte le questioni, ad esempio relative alla trovatura nel cane di terracotta, uno per tutti, sono un elemento centrale attorno a cui poi ruota tutto il meccanismo. Oppure un altro incredibile devo dire riflessione di Camilleri, foriera anche di tante addentellati storico-culturali, è Il corso delle cose, volume all'interno del quale racconta della festa di San Calogero a Porto Empedocle, proprio che in questi giorni si sta svolgendo qui a Porto Empedocle, e lo racconta in un modo che è un modo intimo, è un modo, come diciamo noi con una parola un po' endogeno, no? Diciamo endogeno nel senso che è dall'interno che Camilleri racconta questa storia, e raccontando questa storia racconta la festa, racconta l'identità di questo paese e un po' poi di tutta la Sicilia, attraverso una memoria personale che diventa memoria collettiva non solo della comunità locale ma di tutto
di tutta Italia e anche a livello internazionale, perché poi questi romanzi Camilleri, come sapete, sono stati tradotti a livello internazionale in tantissimi paesi del mondo. Quindi è questo mix che porta Camilleri dalla tradizione all'innovazione della tradizione è il fulcro del suo pensiero.